La 19ª giornata del girone A di eccellenza siciliana vede la disputa del derby al Sorrentino di Trapani tra l'Accademia di Mister Amoroso e la Folgore Castelvetrano, guidata da Cavataio, due squadre in cerca di punti per sigillare la posizione che vale la salvezza. Con le immagini prodotte da Manuel Bruno andiamo al film della partita, che si apre con questo calcio d'angolo per la Folgore Castelvetrano. Stacca Baiata ma non trova la porta. Il primo squillo da parte dell'Accademia Trapani con questa discesa sulla destra di Capitan Cammareri, testa alta, cross in mezzo, stacca Guadagnoli, bravissimo Pizzolato a volare e a metterla sopra la traversa in calcio d'angolo. Dall'altra parte prova ad accendersi Daniele Ala e qui si iscrive alla partita anche il portiere di Casa Galesi. Poi calcio di punizione per la Folgore Castelvetrano, una serie di finte e di schemi, poi il tocco per la conclusione di Tarantino, palla che si perde sul muro alzato dalla squadra di casa in maglia blu. Poi altro tentativo da parte della Folgore, ancora con la palla messa in mezzo per Bertoglio che arriva e qui Galesi si deve superare e metterla in calcio d'angolo. Altro calcio piazzato per una Folgore molto positiva nel primo tempo. Qui Galesi si deve distendere sul tentativo di Tarantino, ma occhio alla mezz'ora. Calcio di punizione con Campanella che la mette in mezzo, esce a vuoto Pizzolato e allora arriva Cammicchia per metterla in rete, per segnare il gol dell'1-0. Si sblocca il derby e lo sblocca in maniera forse non troppo meritata l'Accademia Trapani. Con la zampata di Cammicchia alla mezz'ora prova a reagire nel secondo tempo la Folgore Castelvetrano, conclusione di Aziz Touré che si perde alta, poi cerca di sfruttare gli spazi in ripartenza l'Accademia Trapani. Qui Secan apparecchia per Oddo che non trova la porta. Dall'altra parte Folgore che torna ad attaccare, serie di batti e di ribatti al limite dell'area per questa conclusione particolarmente insidiosa da parte di Tarantino. Poi calcio di punizione, una specie di corner corto che l'Accademia deve difendere. La Folgore riesce a salvarsi perché la palla viene messa direttamente fuori. Poi ultima occasione di una certa rilevanza della partita, punizione di Tarantino con la palla che arriva nel cuore dell'area di rigore, arriva poi sul destro di Baldé che sorvola la traversa. Ultima preghiera per la Folgore Castelvetrano per evitare la sconfitta. Con questo pallone scodellato in mezzo si scontrano due giocatori della Folgore, il direttore di gara fischia fallo. Poi, dopo essere riuscita ad evitare guai nell'ultima azione della partita, l'Accademia Trapani sente in maniera dolce il triplice fischio del direttore di gara, vince 1-0 il derby e si avvicina sempre di più alla salvezza, da Sportisire. Tutto alla prossima